Sembra non arretrare in Piemonte, la regione diventa la seconda più colpita dal virus in Italia. In diretta da Vercelli, l'inviato Giacinto Pinto. A te Giacinto. Sì, superata ormai anche l'Emilia-Romagna, continua ad aumentare il numero dei contagi qui in Piemonte e adesso la regione è impegnata ad aprire 3 grandi laboratori per arrivare così a processare 10.000 tamponi al giorno. L'obiettivo è diventare la prima regione d'Italia per numero di test analizzati. Tema caldo anche qui resta il dramma dell'RSA. I sindacati denunciano un gran numero di contagi tra il personale sanitario e i pazienti all'interno di una delle case di riposo più prestigiose di Torino. E nelle inchieste delle procure piemontesi adesso arrivano i primi nomi degli indagati, come qui a Vercelli, dove la procura ha iscritto i responsabili della casa di riposo più importante della città. Linea allo studio.